Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Nel progetto di oggi voglio tornare a saldare e fare un altro progettino semplice, spero che sia semplice. Questo solamente per permettermi di sperimentare ancora con la saldatura, permettermi di conoscere meglio le mie attrezzature e raggiungere un risultato migliore ogni volta. Questo perché più avanti, se riesco, ho un progetto sempre di saldatura, di organizzazione per il laboratorio che è veramente spaziale, solo che non penso di avere ancora le capacità per affrontare da solo un progetto di quelle dimensioni, per cui ora vi spiego cosa ho in mente. Dunque questa è la mia sega portatile, mi avete visto usare anche nell'ultimo progetto del Pipe Lumber Rack, semplice, ho la sua base che per ora meglio non parlarne. L'idea qual è? Molto semplicemente di fare uno stand per tenerla in verticale appoggiata sul tavolo, in modo che posso finalmente metterla là insieme agli altri attrezzi e utilizzare la sega appunto come piccola sega portatile per metalli. Il punto ora è semplicemente trovare e vedere se ho tutto il materiale che serve per questo progetto. Come piano di appoggio penso di utilizzare questo qui, che è una lastra da 2 mm di acciaio inossidabile. La dovrò tagliare qua e qua in modo da squadrarla bene, e per la base invece devo ancora capire se fare una struttura in ferro o in legno. Devo guardare un po' che pezzi c'ho, ma vi aggiorno più tardi. Ok, ho fatto le mie ricerche, ho cercato sul mercato se c'era già qualche soluzione pronta e ho trovato questo modello della Swag che costa giustamente i suoi 100 passa dollari, però particolarità diversa da tutti gli altri progetti che ho visto online è il fatto che ha sul piano due guide per far scorrere un goniometro. Ora, io questo l'ho recuperato da un vecchio attrezzo rotto che non utilizzo più, che per questo progettino va più che bene. Quindi ora per iniziare volevo fare la base con questo multistrato di alta qualità, spesso 20 mm. Taglierò un po' più grande di questa sezione che è circa 30x30 e come prima cosa farò il groove dove far passare questo sia da un lato che dall'altro. Per capirci, questo è uno schizzetto che ho fatto velocemente. Prima farò il pezzo di legno un po' più grande di quella della dimensione che mi serve. Farò questi due groove qui che passano dentro, 1 e 2. Dopodiché prenderò la lamiera e la taglierò al plasma per fare un pezzo, il secondo pezzo centrale e il terzo pezzo laterale. Fatti questi tre pezzi cercherò di tenermi leggermente un po' più abbondante con le misure, in modo da poi portarli perfettamente a misura con la lima, e le incollerò con nient'altro che Bostik o mastice. Non ho idea del resto, la base come farla, ma mi verrà in mente più avanti. Intanto faccio il piano sopra e vediamo come funziona. Siamo 6, 14, 15 e 1, va più che bene.
Ok. Bene, ora l'impiallacciatura è stata tutta fatta, è stato incollato, controllato che sia tutto al posto giusto. Aspettiamo solamente domani per il risultato, per cui ecco qua il giorno successivo e vediamo com'è venuto il lavoro. Sembra essersi attaccato bene. Tagliamo gli eccessi. Ok, ora è stato tutto pareggiato e squadrato. Il pezzo si è incollato molto bene. Quello che mi rimane da fare adesso è ripulire questi canali dove la colla ha sbordato e rifilare l'eccesso di questa lamiera qua. Per farlo, non lo so ancora, potrei vedere se con la spatola riesco a togliere la maggior parte dell'eccesso. Purtroppo questo lavoro non è venuto molto bene. Che stanchezza! Il pezzo mi ha dato parecchio filo da torcere, soprattutto perché ho avuto un imprevisto con la mola, mi si è bruciato il suo interruttore, ho dovuto modificarlo installando un altro interruttore temporaneamente. Però è venuto molto bene, lucido, preciso, pesa anche discretamente. Ora questo lo mettiamo da parte e ci concentriamo sulla struttura. Punto della situazione: il piano dello stand è stato fatto, il foro che ho appena finito di fare funziona alla grande, mi sono dimenticato di riprendere il montaggio e ho fatto già un primo test che ho pubblicato su Instagram, per cui se volete vedere le cose in anteprima vi consiglio di seguirmi. Detto questo, vi faccio vedere il risultato. Ovviamente questa c'ha anche la sua lucetta. Ora qua è stato montato solamente con questa vite che si fissa direttamente alla base. Domani dovrò fare la struttura in ferro che andrà a prendere tutta questa parte, tac, e farò uno stand che terrà su in piedi. Però principalmente la sega sarà collegata solamente da questo. In teoria, una volta che ho il banchetto riesco a capire meglio anche questa cosa qua. Comunque bellissimo, finora sono molto gasato. Ho provato a fare alcuni test, a tagliare questa barra d'acciaio spessa 5 cm e dai, vi faccio vedere. Detto questo, la giornata non poteva concludersi al meglio. Non ho fatto tutto quello che avevo in mente, ma essere arrivato a questo risultato è comunque positivo per me. Per cui passiamo a... Buongiorno! Allora, la mattinata l'ho passata lì al banco, sulla morsa, a levigare tutti i pezzi di ferro che mi serviranno per fare la struttura. Tra l'altro, guarda che piccolo che è diventato questo disco, consumato, e ho rotto la morsa. Questa qua
Vedi? Ecco, rotta del tutto. Yes! Pazzesco! Ho bisogno adesso di una nuova morsa, oppure proverò a saldarla anche questa. Proverò a saldarla, vediamo che cazzate vengono fuori. Detto questo, questi sono i pezzi che ho preparato e ora andrò a fare con quel profilo T una semplice cornice su questi tre lati, 1, 2, 3. Dietro non ci passa e non serve. E poi su questa cornice andrò ad attaccarci tutto il resto. Ah! Eccolo qua, piedistallo fatto. Ora, piano nei commenti, raga, non so ancora saldare bene e questa è la struttura più semplice che potevo fare con quello che ho. Il risultato che voglio ottenere è solamente che sia funzionale. Pensate che il piano si può togliere quando si vuole e si può costruire una base più figa e più funzionale in futuro. Per ora deve solo tenere in piedi la sega qua. Quindi, senza indugiare troppo, proviamo a montarla. Eccola qua, bellissima. Ora, figata, funziona perfettamente. Un po' difficile il fatto di fissarla sul piano, ma una volta fissata non penso di toglierla così tante volte, onestamente. Ora tolgo semplicemente il piano, gli do una grattata veloce, coloro e poi ci siamo.
Ok, allora, foot switch installato, il circuito è veramente semplice. Come riportato qua c'è il bianco che è il comune, il rosso è il normalmente aperto e il nero è normalmente chiuso. Senza modificare la sega, che ho fatto una scatola dove c'è la spina che collego alla corrente. Questo che esce, praticamente il pedale comanderà la presa, quindi io qualsiasi tipo di attrezzo in futuro che vorrò comandare con un pedale, basta che lo collego a questa presa. Facciamo un primo test. Ovviamente là dietro il pulsante deve sempre rimanere schiacciato. Molto fico. Quindi ora non mi resta solo che cablare per bene tutti i collegamenti. Pedalino. Figata, fighissimo. Il sistema è esattamente questo che vi ho spiegato all'inizio della Swag, quindi stand con le due guide per mettere il goniometro, e l'interruttore switch costa $140. Questo fa le stesse cose, non magari con la precisione e la robustezza di quello là, però mi è costato €20 solo dell'interruttore. Detto questo, altro progetto terminato, quindi stack stand senganastro metalli fatta molto bene. Altro lavoro terminato con successo, sempre molto soddisfatto. Tutti i link di prodotti che ho utilizzato e che avete visto li trovate qua sotto in descrizione. A me non resta solamente che salutarvi e ringraziarvi sempre tutti per il supporto. Se il video vi è piaciuto o l'avete trovato interessante, lasciate un bel pollice in su e per qualsiasi domanda un commento qua sotto. In descrizione inoltre trovate tutti i link se volete supportare il canale. Io vi saluto e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.